Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora fermi tutti che ha parlato Elly Schlein, esattamente ha parlato a una tavola rotonda alla Biennale dell'Economia Cooperativa organizzata da Lega Coop a Bologna, quindi diciamo molto in casa sua sia da un punto di vista territoriale che ideologico, e ha rilasciato la seguente sentenza apodittica: il capitalismo neoliberista ha fallito da ogni punto di vista e non è che l'aumento vorticoso delle diseguaglianze in questo paese ne sia un effetto collaterale, è piuttosto una parte di quel modello. Complimenti, come dire, maneggia con grande sicumera un discorso sui massimi sistemi economico-filosofici e ci rende edotti di una sentenza inappellabile. Il capitalismo neoliberista fallito da ogni punto di vista. Allora, noi veramente eravamo rimasti, come dire, anzitutto a fine Novecento con una sentenza della storia lievemente diversa, cioè il famoso secolo breve, no, definito così da Hobsbawm, si chiude sotto i mattoni crollati del muro di Berlino. Si chiude con la vittoria netta, inequivocabile, salvifica, ci permettiamo di dire, proprio del maledetto capitalismo neoliberista contro il totalitarismo sovietico, contro il modello del socialismo reale. E chiude con le persone, i giovani soprattutto, che festeggiano per quel crollo. E d'altra parte era decenni che quel muro veniva saltato solo da est verso ovest. Chissà perché non c'era nessuno che scappava da questo maledetto e fallimentare capitalismo neoliberista per andare verso est. Ma anche guardando alla cronaca, anche guardando al debutto di questo nuovo millennio, allora quella che è la principale economia contemporanea, l'economia più forte, l'economia numero uno di oggi, è ancora il paese del capitalismo neoliberista per eccellenza, gli Stati Uniti d'America, che per quanto siano intossicati, minacciati dal woke e da una forma di diciamo anticapitalismo politicamente corretto e da una forma di neosocialismo basato sull'ossessione delle minoranze presuntamente discriminate, nonostante tutto questo, poi quando c'è da fare affari, quando c'è da far girare l'economia, da fare fatturati, da mantenere il livello di vita dell'americano in carne e ossa, presidia la propria genesi originaria, cioè quella costruita sulla libertà, anzitutto la libertà di intrapresa. Ma paradossalmente anche la seconda economia oggi del mondo, cioè la Cina, ha fatto il balzo pazzesco che l'ha portata a essere seconda, comunque dietro il paese del malvagio capitalismo neoliberista, quando ha introdotto una forma al suo interno di capitalismo, seppur atipica, seppur autoritaria, anzi esplicitamente totalitaria, seppur una forma di capitalismo di Stato che non prevede il libero mercato, tantomeno le libertà individuali a cascata, che non è il capitalismo come conosciamo noi, ma comunque il balzo l'ha fatto quando ha deviato, no, dall'ortodossia maoista e del socialismo reale anche in quel caso verso una forma atipica e totalitaria di capitalismo. Ma se poi stiamo in zona, diciamo, estremo oriente, c'è la fotografia definitiva, no? Per cui se uno prende un aereo che sorvola le due Coree, vede un panorama esattamente diviso a metà. Vede una metà, poniamo che abbia preso l'aereo di notte, vede una metà completamente buia, vuota, dove non si riconosce alcunché, e vede una metà illuminata, case, città, luci. Inutile dire che la metà completamente al buio è la metà comunista, è la Corea del Nord, una strana forma di, diciamo, stalinismo monarchico che sopravvive ai nostri giorni e che peraltro minaccia la pace mondiale. La metà illuminata, attiva, dove c'è vita, libertà e benessere, è la Corea del Sud, paese molto improntato al modello del capitalismo neoliberista. Ci spostiamo di scenario? È di questi giorni l'ennesima cronaca dell'ennesima crisi irreversibile del modello cubano.
A Cuba si passano le notti ormai col blackout, va via la luce, manca il cibo nei supermercati e non crediamo sia colpa del capitalismo neoliberista, essendo un paese comunista dagli anni 60, dalla rivoluzione castrista. Anche lì chissà come mai si vedevano solo cubani che si mettevano in barca, gommone, in qualunque zattera li capitasse per andare da Cuba verso Miami. Non si è mai visto un esodo di persone che dalla Florida, da questo maledetto capitalismo neoliberista, scappassero verso il paradiso socialista di Cuba. Non è mai successo. Per stringere lo zoom più vicino a noi confiniamo con un paese che è chiaramente improntato a un modello di capitalismo neoliberista, la Confederazione Elvetica. Se guardiamo i fondamentali svizzeri, su tassazione, oppressione burocratica, habitat favorevole alle imprese, benessere medio della classe media, qualità di vita, partecipazione anche attiva della cittadinanza, è sicuramente superiore agli standard medi dei paesi europei, che hanno una forte venatura, diciamo, socialdemocratica, un welfare molto ingessato, hanno molti paesi europei, purtroppo il nostro compreso. Quindi la storia recente, la cronaca attuale dimostrano esattamente il contrario di quello che dice Elly Schlein. Tra l'altro lei dovrebbe saperlo, essendo nata in Svizzera, avendo vissuto la prima parte della sua vita, per sua fortuna dal punto di vista del modello di quel tipo, in Svizzera. D'altronde, come dire, basterebbe a cancellare quintalate di esternazione di Elly Schlein una sentenza secca, apodittica, ma lievemente più autorevole di un tizio che si chiamava Winston Churchill. Il capitalismo è una ingiusta ripartizione della ricchezza. Il comunismo, invece, è un'equa ripartizione della miseria. Lascia stare, Elly, ritenta. Grazie a tutti, a domattina.